Il 2017 è stato un anno abbastanza positivo per l'economia del Sud. La lenta ripresa in corso ha fatto registrare un incremento del PIL dell'1,4%, dato quasi in linea con quello registrato nel centro-nord, ossia l'1,5%. La crescita era ancorata al forte recupero del comparto manifatturiero, in particolare nelle attività legate ai consumi e in misura minore alle costruzioni. Ma in un contesto di grande incertezza si intravedeva il rischio di una frenata dell'economia meridionale, che puntualmente è arrivata, tanto che il PIL nel 2018 al sud dovrebbe attestarsi allo 0,8%, mentre quello del centro-nord all'1,3%, riaprendo così la forbice tra le due aree del paese. È quanto si legge nel rapporto Svimez 2018, l'economia e la società del Mezzogiorno, in cui si sottolinea che nel corso dell'anno gli investimenti, che sono la componente più dinamica della domanda, crescono in entrambe le aree, ma in maniera più marcata al nord, più 3,8 nel sud, più 6,2 nel centro-nord. Si legge ancora nel rapporto che soprattutto la riduzione dei consumi totali, che crescono nel Mezzogiorno dello 0,5% e al centro-nord dello 0,8%, a incidere maggiormente sul rallentamento meridionale. I positivi segnali di ripresa dell'ultimo triennio testimoniano la graduale uscita dalla crisi dell'industria manifatturiera nel Mezzogiorno, che ha realizzato un recupero più che doppio rispetto al resto del paese. Sempre nel 2017, Calabria, Sardegna e Campania sono le regioni meridionali che hanno fatto registrare il più alto tasso di sviluppo, rispettivamente più 2%, più 1,9%, più 1,8%. Altri dati preoccupanti sono quelli relativi alla povertà. I poveri assoluti sono saliti a 5 milioni, di cui quasi la metà localizzati al Mezzogiorno, dove la popolazione continua a diminuire. A lasciare il sud sono soprattutto i giovani tra i 15 e i 34 anni, un quinto di questi laureati. Una fuga di cervelli che finirà per invecchiare e frenare ancora di più il Mezzogiorno.